Con la sua posizione al centro del Mediterraneo, la Sardegna conserva ancora oggi una condizione di notevole diversità rispetto ad altre terre simili, sotto diversi profili, dall'archeologia alla geografia, alla geologia, dalla cultura alle tradizioni, ma soprattutto sul piano ambientale. L'isola, infatti, presenta habitat naturali, specie animali e vegetali uniche e di straordinaria importanza per l'intero bacino del Mediterraneo. Non a caso molti studiosi definiscono la Sardegna culla della biodiversità, malgrado questo immenso patrimonio naturalistico continui ad essere sempre più minacciato da molteplici aggressioni di natura antropica. Alte, basse, sabbiose o rocciose, le coste della Sardegna rappresentano da sempre un elemento fondamentale del paesaggio sardo. Oltre 1800 chilometri sono ancora in buona parte intatti e, secondo studi recenti, solo il 30% di essi risulta fortemente compromesso da opere dell'uomo. Molte spiagge, quasi sempre di sabbia chiara e dorata, lambite da acque basse e trasparenti, sono una prerogativa della Sardegna, dal momento che ambienti simili risultano poco frequenti in gran parte delle coste mediterranee. Per questa ragione sono molto ricercate e apprezzate dai turisti che scelgono l'isola come meta delle loro vacanze. Qui siamo a Torre dei Corsari, nel comune di Arbus, un tratto di costa caratterizzato da un sistema di altissime dune di sabbia dorata. Un'opera del maestrale che, attraverso la sua poderosa azione, ha spinto la sabbia verso l'entroterra, formando un ambiente quasi sahariano, con alte dune che vengono modellate in continuazione dal vento. Ma anche nella parte opposta dell'isola, come a Feragi ad esempio, nel territorio di Muravera, l'azione combinata del mare e del vento ha modellato lunghe spiagge, separate da ambienti lagunari mediante cordoni sabbiosi ricoperti da una fitta vegetazione, composta soprattutto da ginepri. Luoghi in parte sconosciuti che risultano quasi solitari, persino in piena estate. Il fascino di questi ambienti ha reso possibile il loro utilizzo per finalità di tipo turistico, ma non va trascurata la loro importanza sul piano scientifico e su quello della conservazione della biodiversità. Molti litorali della Sardegna rappresentano anche importanti siti per la riproduzione di specie animali e vegetali esclusive dell'isola, tanto da destare l'interesse del mondo scientifico internazionale. Ciò vale sia per i litorali sabbiosi che per le coste rocciose o le falesie a picco sul mare, riscontrabili soprattutto nelle isole minori dell'Iglesiente.
Sarebbe bello poter descrivere gli ambienti costieri della Sardegna solo per le loro peculiari caratteristiche ambientali e paesaggistiche. Purtroppo esiste anche in questo caso il rovescio della medaglia. Le iniziative di tutela e valorizzazione delle coste della Sardegna si scontrano spesso con l'ignoranza di quanti non comprendono il valore anche economico di questi ambienti. Così si assiste impotenti al lento degrado di luoghi di struggente bellezza paesaggistica. Atti vandalici compiuti dai soliti stupidi armati di bombolette spray, la maleducazione e l'inciviltà dei villeggianti poco rispettosi che abbandonano rifiuti di ogni genere sulle spiagge e tra la vegetazione che le circonda. A ciò purtroppo si aggiungono gli effetti nefasti di altre attività umane. Sia a nord che a sud dell'isola si combatte spesso con gli effetti devastanti del catrame, trasportato dalle correnti marine a seguito di sversamenti di idrocarburi prodotti al largo dalle petroliere in transito. Purtroppo la presenza di grandi impianti di raffinazione e centrali elettriche rende il mare e le coste dell'isola fortemente vulnerabili al rischio di incidenti. Persino quando si è tentato di arginare fenomeni di erosione dei litorali con interventi di riqualificazione paesaggistica, sono stati compiuti gravi errori al patrimonio costiero. È il caso del ripascimento della spiaggia cagliaritana del Poetto realizzata nel 2002. L'apporto mediante un'apposita draga di nuova sabbia prelevata al largo del Golfo degli Angeli ha stravolto irrimediabilmente l'arenile, caratterizzato in precedenza da una sabbia bianca e finissima. Oggi il Poetto si presenta con una grossolana sabbia grigio topo che ha destato l'ira dei cagliaritani, degli ambientalisti e del mondo scientifico. Ma è soprattutto la speculazione edilizia ad aver accelerato negli ultimi 40 anni il processo di alterazione dei suoli costieri della Sardegna, un fenomeno al quale solo recentemente si è tentato di porre rimedio attraverso l'adozione del piano paesaggistico regionale che punta a bloccare l'edificazione selvaggia nelle aree costiere e a riqualificare le stesse mediante iniziative mirate. Il cemento, però, è sempre in agguato e persino le associazioni ambientaliste come il WWF, col supporto della Guardia di Finanza, tentano di bloccare interventi edilizi a breve distanza da mare che continuano a sorgere attraverso forzature o errate interpretazioni delle norme urbanistiche vigenti. C'è persino chi, appiccando il fuoco alle superfici boscate prossime alla costa, spera, erroneamente, di far cadere i vincoli di tutela integrale, creando un danno ambientale di vaste proporzioni. Ma cosa occorre fare per arrestare il degrado delle aree costiere della Sardegna e garantirne un'adeguata tutela? Ci sono diverse cose da fare e la prima direi è mettere a punto dei seri strumenti di conoscenza per quanto riguarda lo stato di conservazione della costa, gli usi, i fenomeni di contaminazione, di degrado, e i fenomeni in generale di criticità ambientale sotto tutti i punti di vista. Però ecco, noi viviamo un momento di grande crisi economica, occorre anche pensare alle coste in primis come elemento propulsivo di uno sviluppo sociale ed economico sostenibile e questo è ampiamente possibile. E che allora occorre, dopo aver fatto questa lettura attenta, cercare di predisporre dei seri piani di gestione della costa che siano mirati non tanto ad una vincolistica passiva, dobbiamo anche formare le persone ai livelli alti delle responsabilità, delle professionalità di coloro che devono attuare i piani, gestire i piani. Anche all'interno delle grandi città come Cagliari esistono porzioni di costa che meriterebbero una tutela e una valorizzazione adeguata.
siamo vicino al forte di Sant'Ignazio, si domina tutta la chiusura del Golfo di Cagliari, quindi la città, gli stagni, il mare e quant'altro. E qui ci sono testimonianze archeologiche di grande valore, di grande significato. Ci sono testimonianze storico-architettoniche come il forte di Sant'Ignazio, ancora abbandonato, ancora trascurato, in una posizione spettacolare. Ci sono le emergenze floristico-vegetazionali, ma anche geologiche e geomorfologiche. Ecco, tutto questo patrimonio va riletto, va in qualche modo riqualificato e va organizzato per la fruizione, per ridargli il valore e la dignità che merita. La Sardegna è una regione che possiede vaste zone umide, ubicate generalmente lungo la fascia costiera. Sono ambienti unici, utilizzati prevalentemente per attività economiche di basso impatto, come la pesca e la raccolta del sale. In passato questi ambienti venivano considerati come aree da bonificare o da trasformare in superfici agricole. Ciò soprattutto a causa della malaria e di altre problematiche che potevano in qualche modo interferire sulla salute pubblica e su alcune attività umane. Solo recentemente si è compresa la grande valenza naturalistica e paesaggistica di questi luoghi. Buona parte degli stagni e delle lagune sarde rappresentano infatti il luogo ideale per la sosta e la riproduzione di numerose specie di uccelli acquatici, fenicotteri, avocette, aironi, polli sultani, anatre, svassi, cavalieri d'Italia e tanti altri. Nel solo stagno di Molentargius, incastonato tra le città di Cagliari e Quartu Sant'Elena, sono state censite circa 190 specie diverse di uccelli acquatici. Per questo motivo in Sardegna molte zone umide sono state riconosciute di importanza internazionale in base alla Convenzione di Ramsar, ratificata dall'Italia nel 1976, che punta a garantire la migliore conservazione di questi ambienti, soprattutto come habitat di rare specie di uccelli acquatici. Non è nemmeno da sottovalutare la grande importanza economica, oltre che naturalistica, delle zone umide sarde. La laguna di Sant'Agilla, alle porte di Cagliari, continua a dare lavoro a decine di pescatori e di raccoglitori di mitili, attività compatibili con la vita della fauna acquatica e che garantiscono una fruizione compatibile di questi ambienti. Così come la raccolta del sale, che non ha mai interferito con la presenza e la riproduzione delle specie di uccelli acquatici. Persino il fenicottero rosa, dal 1993, ha deciso di nidificare con successo negli argini della laguna di Sant'Agilla e dello stagno di Molentargius. Quest'ultimo, dal 1999, è diventato uno dei 2 parchi regionali della Sardegna. Il compendio del Molentargius, che nasce per valorizzare e conservare l'enorme valore ambientale di questo territorio, con l'istituzione dell'ente parco ha anche l'obiettivo di raggiungere uno sviluppo economico dello stesso compendio, cioè integrare la valorizzazione e la conservazione della natura con il turismo e le risorse economiche che possono nascere per la presenza dell'uomo in questo territorio. Così si ipotizza la ripresa produttiva delle saline, la ripresa quindi non solo della filiera del sale e del termalismo, ma anche una ripresa produttiva di quell'area che è chiamata Isarenas, oggi un'area arida e quasi semidesertica, ma per la quale si spera si possa riconvertire per scopi agricoli. Un'agricoltura ovviamente compatibile con l'ambiente, di qualità biologica, che possa assieme al sale prodotto essere motivo trainante non solo turistico ma anche economico dell'intera area vasta di Cagliari.